La preoccupazione cresce di giorno in giorno, come il numero dei morti saliti a 106 e dei contagiati oltre 4.000 dal coronavirus. Il Veneto non abbassa la guardia dopo l'annuncio di una task force per seguire l'evoluzione del virus e l'attivazione del centro di riferimento in caso di emergenze presso l'azienda ospedaliera di Padova. Il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia un nuovo punto stampa per lunedì per dare indicazioni. Ci preoccupa molto. Abbiamo un'unità di crisi aperta costantemente con i direttori delle USL e il servizio centrale. Queste le parole del presidente della regione Veneto Luca Zaia sui rischi di un potenziale contagio dalla Cina. L'azienda ospedaliera di Padova nel frattempo si sta attrezzando per seguire gli aggiornamenti dell'ultima circolare ministeriale. Oltre che per eventuali situazioni gravi, l'ospedale di Padova sarà punto di indirizzo in Veneto per il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute. Padova è una centrale ovviamente su quello che riguarda lo studio e la possibilità di capirne gli effetti di questo virus. Io dico, bisogna stare attenti. Non è una cosa semplice, tenendo presente oltretutto che in città Padova abbiamo anche un grande interporto dove arrivano tantissime merci e molte di derivazione cinese. Questo virus viaggia attraverso animali e attraverso persone e il fatto che le merci arrivino a Padova può essere un rischio in più. Il consigliere regionale padovano Fabrizio Boroni invita anche ad un controllo in luoghi come l'Interporto e China Ingros dove arrivano merci da tutto il mondo. I dati che ci arrivano dalla Cina sono inquietanti, ha rivelato ancora Luca Zaia. Noi oggi stiamo affrontando una pandemia, ma la regione, conferma Boronna, è pronta a tutto. Le direttive partono dal Ministero, poi c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che insomma sta controllando tutto, però partono dal Ministero, arrivano a Padova perché abbiamo la sede dell'Istituto Zooprofilattico che è la parte più consona e più diretta nello studio delle malattie ovviamente di trasmissione virali. Abbiamo anche una grande università. Quindi abbiamo studiosi, abbiamo un grande ospedale, abbiamo grandi ricercatori che sul tema possono ovviamente dare il loro massimo contributo.